È nato a febbraio e già i numeri sono confortanti. Oggi Fidimpresa Friul-Veneto si è presentata al sistema del credito come nuovo soggetto a supporto delle piccole e medie imprese che vengono affiancate nell'accesso al credito bancario. La collaborazione tra i Confidi Friuli e Veneto nasce da uno stimolo di Confcommercio. È un'operazione attrazione Confcommercio che praticamente ha unito il Confidi Friuli, che era un'espressione di tre categorie: Confcommercio, Confabri e Confindustria, col Confidi del Veneto, che è un'espressione di Confcommercio ma che abbraccia tutto il territorio veneto. Molto importante perché è la cerniera fra il mondo del credito e il mondo delle imprese. Dopo soli 3 mesi di attività è difficile fare già un bilancio, tuttavia i segnali sono positivi e qualche numero lo evidenzia. La fusione è stata preparata in 1 anno e mezzo, quindi strutture già allineate, uffici già operativi, ragionamenti che sono stati fatti in precedenza stanno dando i loro frutti. Perché? Perché ci accorgiamo subito che abbiamo già un più nella crescita dell'attività rispetto all'anno scorso di circa un 4-5%. Questo anche se nel mezzo siamo passati in tutte le parti burocratiche sempre molto complicate che propone Banca d'Italia, BCE e quant'altro. Quindi un risultato che era quello che ci aspettavamo ed era quello che volevamo, cioè una unione che potesse rafforzare ancora di più il territorio e la nostra presenza. Fondamentale nella fase di avvio del progetto e nell'affiancamento costante alle iniziative che offrono strumenti alle imprese la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia. E sostenere chi ha bisogno, vale a dire le microimprese e quelle imprese che hanno maggior difficoltà ad avere accesso al credito. La Regione Friuli Venezia Giulia in questi anni ha sostenuto fattivamente con delle ingenti risorse economiche messe a disposizione. Ecco, preannuncio che questo venerdì porterò una delibera in giunta regionale che avrà come oggetto un ulteriore strumento per abbassare quelli che sono i costi commissionali per le garanzie, quindi rafforzare ulteriormente gli strumenti.